C'è qualcosa che oggi devo proprio dire su questo viaggio del 24 agosto 2014. In 30 anni che guido su questa autostrada non mi è mai capitato di vedere niente di simile. Un esodo veramente da olocausto. Da stamattina alle 8 sono alle 11, sono ancora all'Adera Lugano, neanche, per poco andrò a fare metano, ma c'è veramente un olocausto su questa autostrada. Non ho mai visto, ripeto, niente di simile. Eppure l'ho percorsa avanti e dietro in tutte le salse. Ma il traffico che sto vedendo oggi in direzione nord è una cosa allucinante. Mai visto niente di simile, mai visto niente di simile. Segno che veramente ormai sono solo vacanze, morti e fuggi, si va avanti e indietro in queste macchine e non si guarda più nulla, cioè non esistono più le vacanze lunghe. È una cosa spaventosa, non ho mai visto tanti veicoli sulla Salerno-Reggio, tanti quanti quelli che sto vedendo oggi. Una cosa impressionante. Una cosa impressionante. Attenzione. Ovviamente tutto in direzione nord, questi sono tutti vacanzieri che stanno tornando tutti a nord, mentre i nostri amanti meteorologi ci dicono che da domenica da oggi inizierà il gran caldo e quindi la stagione estiva si protrarrà poi in settembre. Mentre tutti tornano a lavoro, qua noi dobbiamo andare in vacanza. E questo è il triste destino a cui ci dobbiamo abituare. Veramente una cosa impressionante. Impressionante. Siamo a 100 km da Salerno e la situazione è questa. Non ho mai vissuto una giornata così. Da poco mi devo fermare per una pausa qui all'Alterno Locale, se tutto va bene anche non ho mai visto niente di simile. Oggi veramente sono dovuto ricorrere a tutta la mia esperienza di guida accumulata in milioni di chilometri per riuscire in termine da questo esodo che veramente non ha eguale negli ultimi anni, una cosa impressionante. Per 3 macchine che scendono ce ne sono 20 che saltano, questa è la proporzione. Spero proprio che non mi sia fare un'altra cosa anche scendere. La grandissima autostrada Salerno-Reggio Calabria 24 08 2014 incubo, così si dovrebbe chiamare questo. A meno male che qualcuno sul canale nazionale che monitora il traffico diceva che la Salerno-Reggio è più tranquilla, alla faccia della tranquillità. Siamo in prossimità di sabato sera. Altra cosa, mi voglio sbagliare, adesso me ne vado qui nell'area del servizio perché mi pare di vedere brutte notizie anche qua. Speriamo di no, ma ho l'impressione che ci sia qualche altro blocco anche in questa zona. Madonna, una giornata così, guarda, è una giornata da dimenticare veramente. Una giornata veramente da dimenticare. Ah, ancora 5 km per Sala Consigliere, perfetto. Ottimo servizio. No, sembra si cammini comunque, eh? Ah no, forse c'era un po' di traffico, comunque sembra che si viaggia. Ci fermiamo come previsto
andatene a Lucana per fare metà. Attenzione! Noto che anche scendere il traffico è abbastanza sostenuto. Sa che al ritorno mi toccherà scendere dalla Pesentana a fare la 106 ionica, che ho visto l'esperienza sull'autostrada, non voglio ripetere. Attenzione! Torno a ripetere che in 30 anni di guida sulla Salerno-Reggio non avevo mai visto nulla di simile. Mai visto nulla di simile. Attenzione! Siamo in possibilità del singolo Sala Continina e tra poco arriveremo all'Atena dove poi prendiamo una sosta. Attenzione! Andate in posizione si sorpassa e poi si evita la sorpassata. Andate in età. Eccoci qua, forse siamo allo svincolo di Atene e ci possiamo concedere una meritata pausa. Poi da qui ci dirigeremo verso Potenza. Caro Sant'Antonio Dupen, rimarrai sempre nei nostri cuori, ci tengo a sottolineare questa cosa che ho visto scritta su un cambio. Eccoci.
Catena Lucana, link, rifornimento e pausa. Attenzione!